In una città affacciata sul mare, in una nobile famiglia, nasce Gabriele, un giovane dal cuore puro, ma già diverso dagli altri. Fin da bambino, nel suo sguardo c'è qualcosa di speciale, un desiderio, una luce che va oltre la ricchezza, oltre le ambizioni della sua famiglia. Crescendo, quella luce diventa ancora più intensa, spingendolo verso una scelta profonda, una scelta che lo avrebbe portato lontano dai lussi e dai conforti, per avvicinarlo a ciò che sente davvero nel cuore. A 18 anni, quando la sua voce ormai risuona matura, decide di seguire quella chiamata interiore. Gabriele, senza paura, si lascia alle spalle le pareti dorate della sua casa, le strade conosciute, i sorrisi dei parenti e degli amici. Entra nel silenzio di un convento che si erge su una collina, guardando il mare in lontananza. Qui, con un abito semplice, cammina scalzo sulle pietre del chiostro, in silenzio, ascoltando il vento e il sussurro di Dio. Giorno dopo giorno, in quel luogo di preghiera e riflessione si avvicina sempre più alla verità. I suoi studi lo portano in profondità, facendogli scoprire le parole della fede e la bellezza della vita dedicata agli altri. Il tempo passa e Gabriele diventa sacerdote, ma il suo cuore non trova pace nelle sole preghiere. Il suo cuore lo chiama fuori, tra i poveri e gli ammalati. Nei vicoli stretti della città, Gabriele cammina con passo deciso, cercando chiunque abbia bisogno di un aiuto, di un sorriso, di una parola gentile. Le persone cominciano a guardarlo con meraviglia e in breve lo chiamano Padre Gabriele. Non è solo un nome, ma un sentimento. È padre per chiunque lo incontri, è fratello per chi soffre. La sua fama cresce e con essa anche le sue responsabilità. Gli viene chiesto di guidare il convento, di prendersi cura dei frati e delle mura stesse che ospitano quella vita di pace. E Gabriele, con umiltà e forza, si dedica al lavoro senza risparmiarsi. Quando le malattie colpiscono la città, lui è lì, senza paura. Entra nelle case dei malati, tocca le ferite con dolcezza e offre conforto, non solo con le parole ma con il cuore. Un giorno, mentre prega in solitudine, si sente avvolgere da una presenza calda e amorevole. Maria, la dolce Madre del Cielo, gli appare in una visione luminosa, infondendogli una forza nuova. Da quel momento, Gabriele porta sempre con sé la corona francescana delle 7 gioie di Maria, diffondendo tra la gente la bellezza di quella preghiera. Ogni volta che tocca la corona, sente l'abbraccio di Maria e quella dolcezza si riflette nel suo volto. Il dono della guarigione e della profezia diventa parte di lui, come un soffio divino. Una volta, una sua giovane nipote, incapace di camminare, si avvicina a lui con occhi pieni di speranza e tristezza. Gabriele posa la sua mano sulla piccola e con una preghiera profonda, tracciando il segno della croce sulla sua gamba dolorante, le dona la forza. Quando la bimba si alza e muove i primi passi, un sorriso di gioia e gratitudine illumina i volti di tutti. È un miracolo semplice e potente, come l'amore che Gabriele porta nel cuore. Gli anni scorrono e lui continua il suo cammino tra la gente della sua città, portando aiuto, speranza e conforto. Alla fine della sua vita, circondato dai frati e dai poveri che lo amano, chiude gli occhi in pace, sapendo di aver donato tutto, senza trattenere nulla per sé. Ai suoi funerali, l'aria è piena di lacrime e gratitudine, ma anche di serenità,
perché chiunque lo abbia conosciuto sa che Gabriele ha lasciato una luce che continuerà a brillare nei cuori di tutti. Gabriele non è più tra le strade della sua città, ma la sua presenza vive ancora, come un soffio di vento gentile, come un raggio di sole che illumina i passi di chi cerca la speranza. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.